quando si raccolgono le olive? E tanto sa soliasa in genere bindata chi ne chele chi iniziano a metà di settembre, però no, calicuno bindata chi inizia, però no, conta in regola deve iniziare nel chele, conta il minimo da subire che subite de ottobre, però se proprio a taverna sa nel chele, sa ulia, essere te agliami de goi, già nel chele, già macchiata, amico, trasu verde e su quello. Bene. Le olive sono tutte uguali. No, non bisogna tutto uguale, no. Ad esempio i nocche la maggior parte i nocche sono tutto Michele, sa Bosana, però bisogna del cuffetto bindata pure, bindata del cuffetto sa terala. E poi come si deve scherare devo mettere in stare a terra sa qualità, tipo San Michele come a noi sa Ponzo, no? Sa nera di Oliena, devo porre il nocchi pure. Tanto tipo ascolana, biesta, meta bindata di tipo. Che tipo di cura ha bisogno la pianta dell'olivo? Tanto sa spianta sa su tipo essa scura, no, sa prima cosa è molto importante pure, è delicata pure este sa che la luputare o zonzanne stanno andare con la scamba sa scamba male, no? E tu la sa ad esempio sutta, sa me cosa con un belledite, mi cali sa mamma sinara, i polloni in italiano, i succhioni, no? Cosa sono sutta adesso, cosa bene deve andare, se non sta tuzzando rovina sa pianta e deve essere curata, deve seccare, zonzanno cosa, va bene? Quanti anni può vivere un albero d'olivo? E bindata tanto tipo di Michele, sta pianta avete battuta pianta millenaria, no? Dopo la raccolta le olive si macinano subito. Probabilmente, dopo sarà raccolta, se della chirasoglia sa olia, no? La buttare 2 o 3 quintali e mezzo sarà piccare diretta alla nichelare, alla moler. Caso noi sa tanto è stata a fermentare, poi si pone sul mermito, la muffa, possibilmente il diritto, 3 battuti al dia al massimo. Ma ci dobbiamo arrampicare sugli alberi? No, prima, anche questa è bella, prima i tempi antichi sì, si arrampicavano sugli alberi, no? Infatti ogni tanto qualcuno cade, però al giorno d'oggi non serve più. Buongiorno a tutti, intanto i ringraziamenti sono dovuti soprattutto al CEAS che ha organizzato questa bellissima giornata perché sono giornate di spessore. Oggi concretamente siete riusciti a vedere da dove viene estratto quest'olio. Anche questo è sapere, anche questo è cultura, quindi dovete imparare a vedere quelle che sono le nostre produzioni del posto. Per me il valore rimane in queste giornate e in queste cose, con personale del posto, con i nostri insegnanti e a me fa piacere quando questa collaborazione è una collaborazione veramente attiva. Quindi un ringraziamento di nuovo a tutti, Angelo, le insegnanti e soprattutto a voi bambini, alla nostra direttrice, alla signora Adolfi. Ringrazio i produttori perché hanno offerto anche questo simbolo, queste bottigliette d'olio che noi vi daremo adesso, che voi porterete a casa. È un prodotto del posto, un prodotto offerto dai nostri produttori lodini. Poi vedete le bellissime olive che sono uno spettacolo solo a vedere. Poi abbiamo visto tante altre cose. Claudio che ha preparato la cosa. La saltizia su guaglione che è un prodotto che facciamo con questa erbetta diciamo selvatica che non la troviamo da nessuna parte, la troviamo all'Odè. Quindi tutti i prodotti nostri, dal formaggio, ottimo formaggio,
Quindi abbiamo gustato veramente oggi, i prodotti di oggi sono tutti prodotti a chilometri zero, come si suol dire, quindi rigorosamente biologici e del posto. Fabio l'ho lasciato per ultimo, per quale motivo? Intanto per Dulcis in Fundo la classica ciliegina sulla torta, perché per come è organizzato è già da diversi giorni, è già da 10 giorni che me ne parlava, sto pulendo tutto, sto facendo i sulivari umei. Dai, tenetemi setti, sì? A posto. Dai, adesso viene qua il sindaco che vi diamo un piccolo riconoscimento. La fine laboratorio, una bottiglietta d'olio, ve la consegna il sindaco. Allora, queste bottigliette di olio, poi ve le mettete, avete uno zainetto, un sacchettino, ve le mettete dentro, ok? Ecco qua. Ok. Vieni, dai, uno per volta. Dai. Ecco qua. Mi raccomando, non fate molto pane come ne avete mangiato tanto oggi, il pane con l'olio. Ecco. E chi è questa? Prego. Ecco qua.